In 100 anni di storia del Cagliari è capitato anche che una di queste squadre si sia cimentata in prodezze canore, tanto da comporre un CD con le voci dei calciatori. Riscatta Lazzari, palla in sua direzione, Lazzari interno in area, il passaggio, gol! È il 1998 quando una scuola musicale di Assemini, la Peters Day, insieme all'insegnante di musica della scuola media, organizzano una produzione in CD destinata ai bambini dell'Oncologico di Cagliari, cioè il cui ricavato è destinato all'Oncologico di Cagliari. Cantanti di queste canzoni sono i calciatori del Cagliari, quasi tutti, li vedremo uno per uno. È un caso unico perché non è mai capitato, neanche in altre squadre, che tutti i calciatori si rendano disponibili per cantare ciascuno una canzone. Nel Cagliari si parte proprio dal portiere. Alessio Scarpi canta una sua canzone, curiosamente si intitola Paro. È pronto Oliver Bierhoff per il calcio di rigore. Tiro di Bierhoff, parata di Scarpi. Paro! Mister, permetti una parola. Sai che questo campionato io c'ho il cuore in gola. Che non c'è Zola, lo sai un peccato. Non l'hai comprato? No, guarda non mollo, dammi uno sguardo. Io sono Scarpi e Paro e go. Mister Stop. Una canzone tutta per sé e anche per il capitano, per Matteo Villa, che interpreta nel migliore dei modi questo ruolo. Villa è un ragazzo particolare, sta a Cagliari già da un paio di anni e forse è anche quello che dà l'esempio, perché sull'onda poi del suo coinvolgimento anche gli altri seguono. Sto lontana dal rigore, da me vola il mio portiere, niente vuole allenatore, cadere me sempre accanto a lui. Sì, sicuro Matteo Villa, come io sto sicura te. Oh Villa mia, oh il cuore che batti il cuore, sì sempre. Il simbolo dei quattro mori è stato analizzato più volte, cercando di capire quale fosse l'origine di quelle quattro teste che fanno parte della bandiera dei sardi. In questo caso, nell'interpretazione che viene data da chi scrive le canzoni, sono quattro mori perché rappresentano la bandiera sarda, rappresentano il Cagliari, la nazionale di club della Sardegna. Sono quattro mori che hanno origini diverse. Si parte da quello sardo, puramente sardo, che ancora oggi è l'esordiente con la più bassa età, Andrea Pisano, per passare a Fabio Macellari, che arriva da Milano, quindi canta secondo il suo accento, secondo la sua origine, per arrivare ancora a Gianluca Grassadonia, arriva da Salerno, quindi in Campania, che porta a sua volta il suo modo di cantare, e poi un romano che non poteva mancare, Daniele Berretta. Ecco, i quattro mori in questo caso rappresentati a questa canzone sono quattro mori, ma che uniscono l'Italia, un po' da ogni parte d'Italia, per rappresentare poi la Sardegna sul campo, il Cagliari appunto. Io nell'83 da Bora a Cattapalle gridavo forza lupi all'Olimpico mondiale, poi con la primavera ma sempre giallo rosso, il mio nome è Beretta, Tormarancia era famoso. Sono Andrea Pisano, un fan prodigio chiamato. Se ho gastet da schietto mi ritengo fortunato. Il 16 è il mio numero, di maglia anche di età. La squadra primavera mi ha portato in Serie A. Io son del sud Italia, Salerno giù in Campania. Classe 72, io son Gianluca Grassadonia. Ricordo il grande Napoli di Armando Maradona. Per me lui era il sole della costa amalfitana. Io Fabio Macellari, milanese de Milan,
Coniati al centrocampo ci alterniamo senza scampo. Nella mia Lombardia di rosso, neri e azzurri ci sono i presidenti dai contratti miliardari. Il 1998 è un periodo in cui la radio ancora ha il suo spazio. La televisione a pagamento sta iniziando a proporsi, però la radio è quella che ti porta la diretta a casa, che ti permette di seguire le gesta del Cagliari, quindi la radio ancora è uno strumento che quando si giocano le partite, per chi non è allo stadio, permette di stare vicino al Cagliari. E attraverso il simbolo della radio si cantano altri 3 pezzi. In questo caso si ricercano sulle frequenze 3 giocatori diversi. Uno è Zebinà, l'altro è Vasari e il terzo è De Patre. Sono 3 giocatori diversi che fanno parte di quella squadra, 3 di quelli che contribuiranno in quegli anni, lo ricordo, dopo la promozione del 97-98 all'esaltante stagione 98-99, in cui a Cagliari vinceva raramente qualcuno, anzi perdevano quasi tutti. Fabio Lonille era il fuoriclasse della squadra. Recentemente Fabian ha fatto una canzone, ma ormai non è più un calciatore, un ex calciatore, non è più quel ragazzo acqua e sapone che invece era capitato a Cagliari, perché purtroppo la vita lo ha messo a dura prova e lo ha portato anche a affrontare situazioni difficili. Il suo esordio però da cantante era stato proprio qui a Cagliari, e pensate un po', a introdurre la canzone di Fabio Lonille era stato addirittura Luigi Lai, il maestro delle Launedas. Gioco sempre per creare tanti gol, non mi arrendo mai se in campo sto. Io vengo da lontano, sono sardo uruguaiano. Dubizzi? Sì che lo vedo e lo sento anche. Oh, ne facci un gol, oh, ne facci un gol, E dai, faccelo, dai. oh, ne facci un gol. Per gli attaccanti il maestro Piero Collu aveva riservato una canzone ciascuno, era probabilmente attratto da chi faceva gol. Il primo, il più giovane, arriva dalla Sierra Leone, era risultato anche quello per Piero il più simpatico, quello che era entrato immediatamente in empatia. La canzone si chiamava semplicemente Callon. Ma non ti devi preoccupare, Ha ragione Mohammed. lei viene solo per urlare. Che cosa urla? Si può sapere? Calon, 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 calon. Lei ti fa per me, fallo anche tu. Forza Callon, forza Callon. Fino a quel momento aveva giocato pochissimo, era annunciato come Leone d'Africa, come uno dei giocatori più forti del Cagliari, ma in campo si era visto pochissimo. Quando lo si scopre da cantante, sembra essere più bravo da cantante di quanto lo fosse da calciatore. Si tratta di Patrick Mboma. Sono d'Africa campione, sono nato in Camerun, come Mila son leone, magno cuore rosso blu. Momma, 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 momma. Quando tiro attenzioni, ti stontona su palloni, ti scancio fa su palloni, quando tiro punizioni. Momma, 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 momma. Uno dei posti più importanti chiaramente era stato riservato al bomber della squadra, a Roberto Muzzi. Roberto Muzzi che è bravissimo a fare gol, un po' meno a cantare. Insomma, le sue prodezze canore non proprio rimangono impresse nella mente della gente. Però anche lui non si era sottratto a quello che era l'offerta che era stata fatta. Quindi svestendosi dei panni del calciatore che non deve sbagliare mai, lontano dalla gente, e si era anche lui portato a cantare, mettendosi in discussione
come aveva fatto la maggior parte della squadra. Gli altri, quelli che non erano stati citati, vengono poi cantati comunque dai ragazzi della scuola, dai ragazzi della scuola media o della scuola di musica. In compenso erano stati citati un po' tutti, compreso il presidente Cellino, ma quelli che rimangono nella mente sono proprio i calciatori che non si sono vergognati di far parte di questo gruppo di cantanti, chiamiamoli, o di ragazzi che hanno incontrato altri ragazzi, annullando le distanze che molto spesso ci sono tra il calciatore e la gente. La mia maglietta color rosso blu è molto bella però la numero 11, ci credo. troppo a lungo sulle spalle di Gigi sventolò. La maglia di Riva ricorda i successi, ma mi sembra che tu questa sera con questa doppietta sei un campione anche tu. Muzzi, Muzzi, di solito 2 gol lui li fa. Muzzi, Muzzi, 1998, una parte importante, abbiamo detto, c'era anche per le radio, tant'è vero che poi vennero chiamati a cantare anche i 2 radiocronisti che in quel momento si contendevano i dati audience. Da una parte colui che era stato per anni la voce del Cagliari, Bruno Corda, e dall'altra quello che stava andando a rompere le scatole in quel periodo, Vittorio Sanna. Cantarono insieme Cuore Rosso Blu, d'altronde viaggiavano anche insieme per tutte le trasferte. Bandiera rosso-blu con 4 grandi cuori, dura sempre questo orgoglio dai tempi dei nuraghi. Né a Roma né a Bologna il mio cuore batterà, neanche le sconfitte cambiare mi faranno. Sono nato rosso-blu, mi sento sardo vero, viola e nerazzurro son colori da straniero. Né Milan né Juventus, di fare io potrò, il Cagliari campione è la squadra del mio cuore. È un Cagliari che lotta, il mio cuore rosso-blu. È un Cagliari gagliardo, il mio cuore rosso-blu. È un sogno, una speranza, il mio cuore rosso-blu. Cagliari sei noi, forza rosso-blu. Noi non saremo i primi ma lottiamo con coraggio, sfidiamo in ogni gara navi aeree ed arbitraggio. Il Cagliari per noi è una fede, una passione, un'isola incantata, una città, una regione. Il nostro cuore batte in Capitano su Gallura, ma anche nel Piemonte, Francia, Olanda e di Baviera. Un urlo rosso-blu a squarciagola lancerò. Gol! È un Cagliari che lotta, il mio cuore rosso-blu. Qualcuno potrà dire, ma cosa c'entra tutto questo con la storia del Cagliari? C'entra anche questo, perché la storia del Cagliari è la storia della gente, è la storia di ragazzi che passano a Cagliari e rappresentano il simbolo della Sardegna, di gente che poi molto spesso è rimasta a vivere insieme a noi.